Quest'anno in riferimento all'anno scorso, che è stato molto particolare, molto difficile, abbiamo un'ottima annata sia in quantità come prodotto, ma soprattutto quello che è importante è come qualità, per cui abbiamo delle ottime uve che ci fanno pensare ad avere anche degli ottimi vini. Di quanto è aumentata la produzione rispetto al 2014? Ma rispetto al 2014 siamo dal 15 al 20% in più. Teniamo presente però che la difficoltà dell'annata 2014 e siamo comunque in leggero aumento rispetto al 2013, che era stata un'altra buona annata come produzione. Quella 2015 s'annuncia una vendemmia trionfale per un comparto reduce e viceversa da un 2014 a dir poco deludente. Si prevede un vino d'alta qualità che, già ben posizionato sui mercati esteri, darebbe un buon impulso ad un mercato che in provincia muove milioni di euro e sta aumentando i posti di lavoro, ma un'estate caratterizzata da temperature torride e dall'assenza di pioggia per lunghi periodi ha un'altra faccia della medaglia, drammatica laddove non si è potuto irrigare. Dai cereali in primis ne hanno fortemente risentito di queste alte temperature, per cui una quasi dimezzata produzione, mentre le altre zone che comunque hanno potuto irrigare abbiamo comunque un buon prodotto, anche se però con una minore quantità. Perché? Perché con le alte temperature, che 4-5 gradi in più della media, il grande caldo, comunque la pianta andava in sofferenza e abbiamo un prodotto minore.